Sì, grazie, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un po' di comunicazioni ovviamente da parte dell'assessore Bottacin, in successione intervengo io, poi il dottor Flor per l'aspetto sanitario e poi l'assessore Bottacin dà un aggiornamento per tutto il tema terremoto. Io mi scuso per ieri perché stavo entrando, ma dalla zona del Veneto orientale comunque il terremoto si è sentito, insomma si sono spostati i mobili nei negozi, nelle case, e quindi c'è stato un po' di apprensione, tanto è vero che ho visto anche oltre ai servizi giornalistici, ho visto sulla carta stampata, ho visto anche, sono state anche delle dirette proprio per questi fatti. Preoccupazione è tanta, ma poi l'assessore Bottacin ve lo dirà, anche rispetto ad alcune indicazioni che darà l'assessore e accorgimenti da adottare, perché comunque siamo al centro di uno sciame sismico adesso, no? Avete visto Isola della Scala alle 15:39, sì, alle 3:30 ieri, la Zagabria, da quali arrivano diciamo, immagini terrificanti, un 6,4 Richter non è una passeggiata. Vabbè, 2020 manca ancora poche ore, chissà che se ne va fuori dai bar. Prego? Vabbè, cosa volete che vi dica? Vi sembra un anno da ricordare? Sì. Cioè, io penso che nei curriculum metteremo 2020 una fascia nera, cioè, lo cancelleremo, cioè, è un anno che non ci ha fatto mancare nulla. È un anno bisestile, vi ricordo. Vabbè, avrei preferito prendere di meno e non vedere queste tragedie. Totale dei tamponi 3.276.810. Questi sono i molecolari, ragazzi. Nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 17.849. Sì, molecolari. Vi annuncio già che probabilmente dopo l'Epifania modificheremo i bollettini, perché c'è una marea di dati e quindi modificheremo un po' i bollettini, adesso vedremo, insomma, anche perché li stiamo riempiendo di dati e ovviamente i dati principali resteranno, ma facciamo in modo anche che sia una sintesi anche per voi e per i cittadini. I rapidi sono 1.827.000 e sono 34.569. Quindi 34.569 rapidi più 17.849 fa 52.418 tamponi ieri, che fanno 2.986 positivi. Cioè, vabbè che te viene qua col titolo, devo a casa con l'articolo. 5,70% di incidenza. Cosa vuol dire? Vi ricordo che la media nazionale, è il tema che continuiamo a dire, è del 12,48. Adesso non so se sarà abbassata di mezzo punto, non lo so. Ecco, la media nazionale del 27 dicembre o 28 era 12,48. E a onor del vero, ma non voglio che lo prendiate come un dato positivo, noi stiamo osservando da qualche giorno, da più di qualche giorno, una diminuzione di incidenza dei positivi. Non so se è dovuto alla restrizione, non so se è dovuto al fatto che il virus circola di meno, non ve lo so dire, però insomma lo vediamo noi abbiamo dei grafici anche, diciamo, con elaborazioni sui positivi e si vede che quella curva a denti di sega molto, diciamo, acuminati, li ha appiattiti tutto, sembra un coltello quasi da cucina, adesso di quelli da pasto, la lama. Allora, il totale dei positivi dall'inizio della crisi sono 249.075. Scusate. I positivi di oggi sono 90.023. E però vi voglio dare un dato, che è un dato nuovo, sul quale abbiamo fatto un'elaborazione. Eccolo qua. Questo non ce l'avete avuto mai. I sintomatici a domicilio sono 1.777, cioè
la domanda, no? Ma quanti sono i sintomatici a domicilio? Quelli che non sono in ospedale, ma sono a casa con la febbre, pauci sintomatici. 1777. I positivi oggi a domicilio sono 58.114. Per arrivare a 90.000, quindi... No, sono quelli soggetti a restrizioni. Sì, sì, adesso no, vi diamo questo dato, ma ve lo do perché è un dato che ci hanno dato oggi. Ecco, vorrei dirvi una roba, che ovviamente sti numeri si hanno perché si fanno tanti tamponi, si usano tanti positivi e così via. I ricoverati di oggi sono 3.438. E così suddivisi, eccoli qua. 3.048 più 50 nell'area non critica, meno 7 in terapia intensiva. Totali dei morti, purtroppo sempre un dato importante, 112. E i dimessi sono 10.639. Ovviamente sulla mortalità adesso stanno facendo uno studio per ridarvi un aggiornamento sulle classi, sulle fasce di età, eccetera. Stiamo parlando ovviamente di età importanti, il che non è che è una, come si può dire, è un dato di tranquillità, semplicemente perché è un dato che ci preoccupa per il fatto che capiamo che il tema della vaccinazione è un tema cruciale per gli over 70. Ed è, pensate, abbiamo 30.000 ospiti nelle case di riposo, abbiamo non poche difficoltà, ma poi ve ne parlerà il dottor Flor, non poche difficoltà con alcuni aspetti che sono quelli dei tutori, perché però bisogna dare il consenso per essere vaccinati, no? Pensate quanti hanno l'amministratore di sostegno, il tutore, e quindi anche lì è una corsa a ostacoli. Io dopo sono a disposizione per le domande. Adesso passerò la parola al dottor Flor che vi dà l'aggiornamento anche sui vaccini, perché questa mattina hanno fatto una riunione, c'era anche dottoressa Russo, e quindi passo la parola al dottor Flor. Poi sono qua. Grazie. Insomma, parliamo finalmente di un argomento che deve darci un po' di soddisfazione, perché parliamo di vaccini e quindi finalmente lo strumento che vediamo all'orizzonte come un po' la soluzione di questo problema che abbiamo oggi, insomma, che ci rassegniamo un po' di tempo. Allora, i vaccini dovevano arrivare ieri, c'è stato il maltempo, però sono arrivati stamattina. Sono arrivati stamattina a Padova e tutte le altre sedi arriveranno oggi alle ore 14 e quindi avremo questo contingente settimanale di 38.000 vaccini. C'è anche una buona notizia, perché sapete che da ogni flacone noi estravamo 5 vaccini, e è arrivata la circolare ministeriale, da prossime vaccinazioni ne utilizzeremo 6, che quindi per noi vuol dire avere da un flaconcino prima ne prelevavamo 5, perché queste erano le indicazioni. Adesso è arrivato perché dosi ce ne sono 6. Da subito, da domani. Da subito preleviamo 6 dosi, quindi vuol dire che abbiamo un quinto in più di vaccini, no? Certo. No, dal flacone noi tiriamo su con la siringa 0,3 millilitri. Ce n'è per 6 dosi anziché per 5, e quindi tiriamo su 6 dosi. Le indicazioni, quando abbiamo fatto la domenica la prova sperimentale, perché valevano in tutta Europa, era di 5, e oggi abbiamo modificato e passiamo a 6. E quindi abbiamo di fatto un po' più, noi avevamo 38.000 persone da vaccinare e ne vaccineremo 44.000, insomma, no? Certo. La diminuzione della dose non è No, è la stessa. Il contenuto preparato del flaconcino contiene per 6, ce n'è in più. Non è modificato il quantitativo che preleviamo, è che
non è diluito, è solo che ce n'erano anche prima 6 dosi, però in quella prima domenica, in quelle prime fasi, l'indicazione era di farne 5, perché magari, non so, adesso invece utilizziamo 6, quindi questa è una buona notizia. La seconda buona notizia è che ieri tutte le aziende hanno consegnato il piano vaccinale e quindi siamo in grado di partire da subito, sapendo che partiremo nuovamente con l'attenzione al personale sanitario, partendo da quello che è direttamente esposto al rischio, e quindi pronto soccorso, rianimazioni, pneumologie, malattie infettive e malattie, medicine subintensive, insomma, prima col personale più a rischio e poi col restante personale. In parallelo, e quindi non prima o dopo, in parallelo partiamo con la vaccinazione nelle case di riposo. È ovvio che se noi riusciamo a vaccinare come da piano entro il mese di gennaio tutto il personale sanitario, il personale e gli ospiti delle case di riposo, il personale e gli ospiti dei centri residenziali per disabili e altro del territorio. Quando parlo di personale non è quello ospedaliero, anche quello territoriale, anche i medici, il personale delle USCA, il personale del territorio che ha diretto contatto e a rischio, noi arruoleremo tutto il personale. Per fine gennaio avremo finito una prima tornata di vaccinazione a tutte queste persone e avremo già iniziato per qualche fascia di vaccinati i richiami, perché dal 18 gennaio noi partiremo con la seconda dose, col richiamo, e quindi dovremo anche utilizzare correttamente i vaccini che ci arrivano di settimana in settimana, tenendo conto che dovremo partire col richiamo. E i piani che sono stati predisposti li gestisse direttamente e solo la dottoressa Russo, che io ringrazio per l'impegno e il riferimento nostro regionale anche nei confronti. Noi abbiamo un unico interlocutore col Ministero e quindi i rapporti lo tiene esclusivamente lei, ha il polso, il numero di quello che accade in tempo reale e guardate che i contatti sono nei giorni e nelle ore più impensate, non ci sono giorni festivi, non ci sono orari. Ieri sera alle 10:30 si era in contatto con la protezione civile per la fornitura, insomma, dei vaccini. Il fatto che riusciamo a chiudere entro gennaio una fascia importante di popolazione, che sono i 30.000 ospiti delle case di riposo, è subordinato al superamento di un appesantimento burocratico, perché voi sapete che ci sono ospiti che non sono autosufficienti, ma anche qualcuno che non è in grado assolutamente di percepire e di dare un consenso valido. Qualcheduno ha il tutore, qualcheduno ha l'amministratore di sostegno, qualcuno non ha niente. E quindi noi non è che possiamo procedere con la vaccinazione come se. E intanto procederemo, non è che per questo rallenteremo, partiamo comunque e intanto con chi possiamo vaccinare lo vacciniamo e gradualmente poi recupereremo tutte queste adesioni o non adesioni. Noi abbiamo chiesto che ci venga dato il dissenso. Noi chiediamo chi non è d'accordo ce lo dica. Esatto. Dove c'è l'amministratore di sostegno o dove c'è una persona che comunque fa da tutore o per chi è in grado di darlo direttamente, lo facciamo dire, ci facciamo dire chi non è d'accordo, anziché andare a ricercare formule per essere più veloci, perché l'intervento sugli anziani, insomma, è inutile che... E a seguire immediatamente il piano prevede che noi partiremo dalle persone più anziani della comunità, partiremo partendo dai più anziani andando a scendere, perché se voi guardate, insomma, quando avremo vaccinato tutti gli ultra settantenni probabilmente avremo pochissimi casi di morte e forse anche avremo di molto molto ridotto anche l'incidenza della malattia, no? Oggi l'età media dei ricoverati è un'età media che è superiore ai 70 anni, quindi avremo un numero di persone poste in sicurezza che garantirà di fatto un alleggerimento del carico di malati che oggi
ci sono sul servizio sanitario e sulle famiglie, perché avete visto quelle 1700 persone sintomatiche a casa, sintomatiche non positive. Sintomatiche vuol dire che hanno una diagnosi magari anche di una polmonite che non necessita di ricovero, ma insomma sono persone che tenere a domicilio hanno determinano un certo impegno anche organizzativo nella casa, immaginatevi, rispettare distanze e barriere ed altro. Ecco, allora il piano in sintesi prevede questo e prevede che lo sviluppo sia sempre, oggi abbiamo la certezza dei 38.000 a settimana, è inutile dirvi che tutti i vaccini che arriveranno noi saremo in grado di somministrarli, abbiamo mobilitato un'organizzazione forte in tutte le aziende. Quando avremo più vaccini è ovvio, come per la vaccinazione influenzale, potremo coinvolgere anche altri interlocutori, vedi la medicina generale in assoluto, perché nella nostra situazione, nelle vaccinazioni che abbiamo fatto, è uno degli interlocutori importanti. E, voglio dire, vediamo anche una prospettiva dove togliamo dall'influenza della malattia un certo numero di persone in settimana. Mi pare che la convinzione sulla sicurezza del vaccino ormai abbia preso tutti, perché è stato, credo, molto molto approfondito anche questo tema, e posso dire che abbiamo comunque talmente tante persone in attesa del vaccino che se per qualunque motivo uno non potesse vaccinarsi o avesse qualche problema, perché poi ci sono le malattie nell'ultimo periodo, ci sono situazioni, lo recupereremo nella seconda tornata quando faremo le chiamate per le vaccinazioni. Se ci sono domande al dottor Flor. Prego, Parisi. Dottor Flor, buongiorno. Senta, una precisazione per quanto attiene alla questione del dissenso. Si avrà una sorta di censimento in Veneto, così come in Spagna, per coloro che non intendono vaccinarsi? Ma guardi, allora, sul personale sanitario noi mandiamo una mail che vale come convocazione. Chi si presenta, io penso che non stiamo lì a discutere, c'è una mail che ti convoca, se vieni, se non sei d'accordo non vieni, punto. Diverso è il discorso delle persone anziane, delle persone non autosufficienti, dove invece di per accelerare la questione, noi di queste persone certo che teniamo, noi sono tutte eleggibili a vaccinazione. Chi non è d'accordo manifesta il suo disaccordo, c'è la piena libertà di adesione, non è una forma al contrario del consenso, è solo che andare a raccogliere puntualmente e spiegare, noi diamo per scontato chi si presenta è d'accordo. Sulle situazioni di comunità normali. Sulle situazioni un po' più complicate, come sulle case di riposo, chiediamo solo al tutore o all'amministratore di sostegno, se tu pensi o non sei d'accordo sul vaccino per questa tua persona tutelata, ce lo dici. Noi non possiamo andare contro quel parere in questo momento. Certo, sì, mi riferiva anche al fatto a chi, se questa misura verrà adottata anche in seguito nei confronti di persone comuni, diciamo così. Penso assolutamente sì, in questo momento assolutamente sì, anche perché abbiamo pochi vaccini rispetto alle persone da vaccinare. Quindi andiamo avanti e vacciniamo quelli che in quel momento sono disponibili alla vaccinazione. Non stiamo dobbiamo essere veloci il più possibile, insomma, no? E poi se ci sono anche questioni anche burocratiche da superare, intanto noi non è che ci fermiamo con la vaccinazione, andiamo avanti e vacciniamo le persone che sono disponibili. L'obiettivo primo è di arrivare a vaccinare il prima possibile tutti gli ultra settantenni, oltre al personale sanitario e dei servizi pubblici essenziali, quindi ne abbiamo di strada da fare, non abbiamo il problema non abbiamo i vaccini fermi inutilizzati. Certo, è stato chiaro. Poi un'ultima domanda sulla questione sull'età media dei ricoverati. Ha detto che è maggiore di 70 anni.
sono per lo più ricoverati nelle terapie intensive e semi-intensive o è un dato generale? No, è un dato generale. È un Generale. dato generale e soprattutto vale anche per la mortalità, che è molto accentuata negli ultra ottantenni e ascendere, ma le classi a rischio, perché poi noi con la vaccinazione combattiamo prima il rischio di morte, ancora prima del rischio di ammalarsi, quindi vogliamo togliere il rischio di morte a quelle fasce particolarmente esposte e poi toglieremo il rischio di ammalarsi alle altre fasce di popolazione. Grazie. Van. Io non ho visto le mani esattamente. Van Zambon, Salmaso, dai. Dottor Flor, buongiorno. Ritornando agli anziani delle case di riposo, dal punto di vista tecnico, come funzionerà? La direzione della casa di riposo farà un avviso a tutti quanti dicendo chi non vuole ce lo faccia sapere? Sarete voi del Dipartimento Prevenzione della Regione? Come funzionerà? Il nostro interlocutore è la direzione della casa di riposo, che ci dà l'elenco degli ospiti su cui ha già acquisito la disponibilità a essere vaccinati e questi saranno vaccinati. Il contatto con i tutori e l'amministratore di sostegno ce l'ha la struttura residenziale. Zambon. Buongiorno dottore, mi ricollegherei un attimo al tema degli ultra settantenni come priorità, appena superato lo scaglione delle RSA e dei sanitari naturalmente. Forse l'ha già detto, le chiedo di ricordarmi quanti sono e con una frequenza di 38.000 dosi a settimana. Che previsione c'è per riuscire a vaccinare tutti gli ultra settantenni disponibili a farlo, più o meno, come tempi? No, guardi, purtroppo noi abbiamo certezza del vaccino solo fino a fine gennaio su queste dosi, insomma, no? 200 e un po' più di 200.000 dosi, e sappiamo di fare questa popolazione. Poi vedremo, ma lo sapremo, credo, non è che dobbiamo aspettare fine gennaio. Appena sapremo a inizio gennaio quale sarà l'ulteriore fornitura, faremo anche un piano. Io volevo solo dire che le classi di priorità a cui ci rivolgeremo saranno quelle, e definiremo anche, magari quando sappiamo quanti vaccini abbiamo, con che gruppi di persone possiamo procedere. Insomma, dobbiamo fare un po' un'analisi di queste fasce di popolazioni e vedere in base alla disponibilità di vaccini che abbiamo. Ok. Le chiedo un'altra cosa invece extra Covid, ne approfitto visto che qui ieri c'è stato l'esposto di una serie di soggetti contro la nuova pediatria di Padova. Volevo chiederle se si è fatto un'idea, se l'aspettava. Mi pare che sia una questione molto tecnica di impatto, di dimensioni. Si parla di render dell'azienda ospedaliera che minimizzavano l'impatto di questo nuovo edificio. Ma, guardi, 2 parole. La procedura è stata fatta con grandissima trasparenza, nel rispetto di tutte le norme vigenti. Sono tranquillissimo. D'accordo, grazie. Salmaso. Buongiorno a tutti. No, volevo porre una questione che è già stata sollevata ieri, ma che oggi viene ripresa dai quotidiani. Ad esempio, il presidente di Confindustria del Veneto, Carraro, sostiene che ci sia l'obbligo per le aziende di procedere al vaccino per tutti i dipendenti. Un attimo fa, durante la conferenza stampa del presidente Conte, lo stesso tema è stato sollevato. L'orientamento del governo è quello di non renderlo obbligatorio per via legislativa. Ecco, come si può superare questa impasse? La procedura vostra, di fatto, con la convocazione... No. I diritti in capo a una persona li stabilisce lo Stato con legge. Quindi non è assolutamente materia della Noi Regione. non possiamo superare la legge dello Stato su questo tema. Perfetto. Per quanto riguarda invece i ritardi di validazione dell'EMA e del vaccino di AstraZeneca, siete preoccupati e presto per capire se ci sarà un impatto sulle forniture non solo per la nostra regione ma per tutto il sistema italiano, oppure pensate che il problema possa essere risolto? Guardate, noi vorremmo avere il maggior numero possibile di vaccini il prima possibile. Il tema vaccini è competenza esclusiva del commissario Arcuri e noi aspettiamo che ci dia i vaccini che ci servono. Giacomuzzo. Buongiorno, per quanto riguarda i vaccinatori, è tutto personale vostro sanitario oppure arriveranno anche tramite il famoso bando del commissario Arcuri? Io mi auguro di dover ricorrere a misure straordinarie perché abbiamo tanti vaccini. Oggi abbiamo quantità di vaccini che sono
abbastanza piccoli, il problema non si pone oggi. E i vaccinatori che sono dell'uso entrano anche nelle case di riposo? La casa di riposo è Certamente. autonoma e... No, manderemo le squadre dei nostri vaccinatori, manderemo le persone, ma lavoreremo insieme con le case di riposo su questo tema. Grazie. Ricordo che c'è anche un importante lavoro di registrazione, di monitoraggio, c'è un'area, c'è un'attività anche di amministrativa, c'è anche un aspetto organizzativo, bisogna registrare nome, cognome, bisogna aspettare, bisogna vedere, insomma. In questa fase abbiamo un numero basso di tamponi, quando ne avremo tantissimi penso che ci adopereremo per smaltirli velocemente. Allora, ancora una Parisi, Prigioni e Zambon. No. Ah beh, Presidente, dopo un'altra cosa. Sì. Sì, dottor Flor, forse l'ha detto e me lo son perso. Volevo capire se il vaccino verrà fatto anche al personale sanitario delle case di cura private convenzionate. Cioè, quelli che sono esposti in prima battuta di sicuro, analogamente al personale del servizio sanitario. Quindi sono stati I conteggiati? piani sono conteggiati, certo. Perfetto, grazie. Prigioni, poi passiamo al Presidente, se ho capito bene. Buongiorno a tutti. Volevo sapere, il fatto di ricavare da un flaconcino 6 dosi anziché 5, quanto può influire sui tempi del piano globale di vaccinazione? Se si può dire, se si può prevedere. No, abbiamo semplicemente un quinto di vaccini in più. Ok. Noi oggi preleviamo con una siringa 0,3 mm, anziché prelevarne 5 dosi, ne preleviamo 6 perché ci sono dentro. Quindi abbiamo semplicemente un quinto in più di vaccini. Che vuol dire che si potrebbe finire in un'ipotetica vaccinazione globale un po' prima, avendo più vaccini? Guardi, a colpi di 40.000 noi non andiamo molto lontani. Ok. Dobbiamo vaccinare milioni di persone noi. Grazie. Bene, passiamo di nuovo al Presidente per le domande. Dottor Flor è sufficiente? Mi par di sì. Facciamo, allora, se riusciamo a fare anche spediti, grazie. Allora, Parisi, di nuovo Prigioni, ho capito bene? No, Parisi, Vanzan, Zambon, Salmaso, Giacomuzzo, vabbè, facciamo il giro così, dai. Prego. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Mi faccio portavoce delle preoccupazioni dei titolari di bar, ristoranti e pub che dicono, visto il numero di tamponi effettuati dalla Regione del Veneto, che sono il maggior numero rispetto a quelli nazionali, hanno il timore che si possa chiudere le aziende anche in gennaio e dicono, se queste aziende anche virtuose, se il problema allora è che il Veneto rispettoso, diciamolo pure, permetta questo termine, secchione, bravo, viene penalizzato appunto quando si avranno delle novità per la direttiva nazionale per quanto riguarda appunto i tamponi da effettuare tutti nella stessa misura per quanto riguarda i rapidi e i molecolari. Velocissimamente, intanto la circolare, anche in questo momento è in corso una riunione con la dottoressa Russo a livello nazionale per il tema di questa circolare che già esiste scritta e ovviamente le regioni hanno fatto delle osservazioni, ma questo è un fatto dei tecnici. Anche qui varrebbe la pena di ricordare che, siccome vedo gente che la butta in politica su tutto, ma dalla terapia intensiva a che tampone utilizzare e come utilizzarlo, a me spiace deludere qualcuno, ma non siamo io e l'assessore Lanzarin che decidiamo queste robe. Cioè, voglio ricordarvi che c'è un piano di sanità pubblica e se andate a farvi dare tutte le carte trovate solo firme di dirigenti, cioè anche perché non è materia nostra, non è competenza nostra. Però al di là di questo, allora, fino ad oggi, siccome in Italia vige il sistema da ottobre delle zona gialla, arancione e rossa, fino ad oggi noi siamo rimasti in zona gialla in virtù dell'algoritmo. L'algoritmo non l'hanno fatto quelli del Circolo della Scopa, cioè i più grandi illustri scienziati nazionali. Quindi facevamo tanti tamponi e siamo rimasti in zona rossa. Allora, a me viene un po' da sorridere perché giustamente si pongono una questione, no? La preoccupazione. Pensate che dall'altro c'è chi dice che facciamo tanti tamponi per restare in zona gialla, quindi andiamo da un estremo all'altro. La verità è che il parametro della percentuale dei positivi sui tamponi è uno dei parametri valutati, ma non sono i 21 parametri. E se valutiamo oggi il parametro che l'ISS conosce, 5,70, non è un'alta percentuale di positivi sui tamponi.
leggetela come volete, fate tutte le valutazioni che fate, però è così. Voglio anche ricordarvi che il Veneto al 7 gennaio, ma vi stuzzico un po' l'attenzione a tutti i cittadini, al 7 gennaio avrà fatto 20 giorni di restrizioni. Magari noi non ce ne accorgiamo, zona già arancione, la vedete la zona arancione com'è, no? Non mi sembra che siamo chiusi in casa, nel senso che ci sono tutta una serie di attività che si possono fare. Noi abbiamo iniziato il 19, vi ricordo, con la restrizione, diciamo, della zona arancione light, vi ricordate la chiusura alle 14 dei confini comunali. Il 24 è scaduta, perché è entrata in vigore quella nazionale, quindi noi alla fine ci facciamo 20 giorni di restrizioni. Quindi anche quelli che hanno sempre sostenuto che le restrizioni sono la soluzione, speriamo lo sia, perché al 7 gennaio non c'è più scusa di dire che è colpa di qua e colpa di là. O abbiamo il crollo dei contagi, oppure vuol dire che il problema è un altro, perché vi ricordo che le regioni che hanno fatto restrizioni non sono mai arrivate a 20 giorni. Basta. Vanzan, Zambon, Salmaso. Presidente, quindi adesso aspetteremo questo nuovo verdetto sulla classificazione del Veneto. E il venerdì, sì. Che è il primo quindi iniziamo l'anno con una fascia. Lei che cosa si aspetta? Non ve lo so dire, nel senso che la dottoressa Russo ancora non ha dati. Non ve lo so dire. Capite che comunque il passaggio di zona, a parte il fatto che se ci dovesse essere un passaggio di zona adesso, di fatto viene assorbito dalle restrizioni che ci sono. Quindi forse resta un margine di 3-4 giorni per fare le famose 2 settimane. Però non ve lo so dire perché il passaggio, la condizione sine qua non è un R con T sopra l'1,25. Che poi se volete vederla da un punto di vista tecnico, ma guardate, la vedo anch'io da osservatore esterno. Abbiamo i nostri operatori che stanno facendo un lavoro eccezionale, 3.400 ricoverati. Abbiamo altri 8.000 più o meno ricoverati non Covid, che si portano dietro 250 terapie intensive non Covid. Abbiamo 390 terapie intensive Covid. E voi dite, perché sta dicendo sta roba? Per un semplice motivo, che se ci pensate l'algoritmo valuta tutto il sistema. E infatti noi oggi non è che lasciamo a piedi i pazienti, li prendiamo in carico, li curiamo. Quindi probabilmente l'algoritmo ha lavorato in questo senso per noi, per il tema della pressione ospedaliera, della risposta, del contact tracing che noi facciamo. 85% del contact tracing è uno dei più alti a livello nazionale. Da parte di alcune parti politiche lei è stato sollecitato ad intervenire, al di là di quello che farà il governo. Quindi una volta usciti dal 7 gennaio, valutati i dati, quelli appunto i vari parametri, lei ha in mente di fare qualcosa oppure ritiene di avere già... No, guardate, c'è un algoritmo, siccome le parti politiche spesso sono del governo, bisogna che qualcuno si metta d'accordo con se stesso. L'algoritmo ci è stato venduto come la soluzione ai problemi. Allora, se noi siamo da zona rossa, penso che il governo se ne accorga che siamo dalla zona rossa, no? O meglio, lascio fuori il governo perché non è una questione politica. Penso che l'Istituto Superiore della Sanità accenda un warning, no? Dice, cavoli, questa è da zona rossa. Allora, o funziona il sistema o non funziona. Se poi viene acclarato che il sistema non è valido, allora ognuno avrà delle indicazioni. Primo. Secondo, finiamola con le narrazioni che uno si sveglia la mattina e decide le restrizioni. Dietro c'è tutta un'analisi della prevenzione, ci sarà il dottor Flor che fa la sintesi rispetto alla prevenzione con le attività ospedaliere, ma ricordo che noi abbiamo un algoritmo in Italia, non è che ci possiamo inventare le restrizioni, fermo restando che poi le restrizioni che facciamo, l'abbiamo capito tutti, che non sono remunerate, non hanno i ristori, che non è irrilevante, sì, perché alla fin fine cosa abbiamo visto? Però io penso che dobbiamo fare squadra, guardate, questo ve lo dico col cuore in mano, il Natale è passato, però io penso che sia doveroso ascoltare tutti, ma quando gli interventi sono costruttivi, hai capito? Perché se il tema è
dico, non è tanto quello sanitario, ma è quello di godere del fatto che la regione imponga ancora restrizioni e quindi questo vada a pesare sul dissenso, allora è un altro tema. Allora, noi abbiamo rispettosamente sempre seguito le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute. Non ci siamo mai tirati indietro. Adesso editare una stagione del vai a te che me viene da ridere, no. Cioè questo si fa su basi scientifiche. Guardate che se serve restrizioni, giusto che, come si può dire, che vengano valutate, ma dalle parti tecniche. Io non ho mai fatto un'ordinanza inventandomela. Zambò. Buongiorno Presidente, Buongiorno. ha in gran parte risposto già alla domanda della Posto? collega. No, quasi. Volevo capire se, visto il dibattito che c'è a livello nazionale proprio sul meccanismo, lei giustamente ha detto se si mettessero d'accordo con se stessi c'è qualcosa da cambiare, siamo qui, abbiamo sempre rispettato le indicazioni dell'IS e del Ministero. Ad esempio, a me spiace tornarci, però sul tema delle terapie intensive che adesso pare vengano valutate a Roma solo se effettivamente già presenti e non attivabili in un secondo momento. Lei ha il sentore in generale che ci sia No, guarda, un'idea di cambiare rispetto ai parametri o no? guarda, partirei da un presupposto. Cioè, dalla tua domanda, a quanto pare? A chi è che pare sta roba? Fonti ministeriali. Ma chi? Fonti ministeriali. Siccome questa fonte ministeriale sta chiamando un po' tutte le redazioni, anche i tuoi colleghi, questa fonte ministeriale, quindi non è una notizia in esclusiva. Mai detto. No, ormai gira sta roba. Guarda, primo, ma diciamolo con serenità, e poi non rispondo più a questa domanda, ve lo dico perché c'è ora di piantarla, ma non lo dico a voi, in generale. Primo, il progetto delle terapie intensive nasce in virtù di una legge, di più decreti, ed è sostanzialmente prende corpo nella primavera del 2020 e si completa in estate. Viene fatto non da me, non dall'assessore Lanzarin, non dal mio vicino di casa, non dai miei amici, ma viene fatto in totale autonomia dai nostri tecnici che hanno, cioè dottor Rosi, ingegner Fattori, e allora c'è tutta la macchina della sanità che ha fatto sto dossier delle terapie intensive con le planimetrie e con tutto. A noi hanno detto ci servono i respiratori, abbiamo dato a disposizione di comprare 1000 respiratori, ci sono, se volete vi organizziamo un giro, andate in magazzino a vederli, che è anche simpatico da vedere. Pensate che ogni postazione costa circa 50.000 euro. Abbiamo dato conto di spese durante il Covid per 200 milioni di euro, non solo per le terapie intensive. Punto, nel senso che non ho altro da aggiungere. Inutile che andiamo avanti tutta la vita con questa storia. Cioè, non so cosa dire. Cioè, io vi dico quello che è stato fatto. I tecnici sono persone responsabili, e quindi se qualcuno ha qualcosa da dire andremo al vedo, cosa volete che vi dica? Cioè, ma ormai sta diventando, come si dice, un tormentone. Chiedo un'altra cosa invece, tornando per un attimo ai vaccini, mi chiedono di verificare se i dentisti che sembrano sul piede di guerra saranno coinvolti come prima linea oppure no, come seconda. Allora, nelle 185.000 dosi che sono quelle del primo lotto, quindi questo lotto sanitari, case di riposo, personale sanitario privato, pubblico, insomma tutto, abbiamo una percentuale per cui insomma in linea di massima noi dovremmo riuscire a inserire anche loro in questo primo lotto. Adesso ancora di più se ci sono il discorso delle 6 dosi, perché avevamo tenuto un po' insomma su quel lotto anche con i medici di medicina, i pediatri di libera scelta, insomma un po' quelle categorie. Grazie Assessore. Il dottor Flor mi aveva suggerito un'altra cosa, ma ho detto che la dica lui che è più corretto. Sì, no, perché l'ho già detta una volta, ma mi pare che non venga tanto percepita. Oggi, non ieri, fra una settimana, dopodomani, in Veneto, alle 8 stamattina, c'erano 48 posti liberi di terapia intensiva. 48 posti liberi non da attivare,
con il personale presente. Volete che ne attiviamo altri 100? C'è un paziente secondo voi in Veneto che non ha rianimazione se abbiamo 48 posti liberi? Non sono opinioni queste, eh? Noi teniamo monitorato l'andamento dei posti letto di terapia intensiva 4 volte al giorno, vuol dire ogni 6 ore. Però Avere 48 posti liberi stamattina di terapia intensiva, posti liberi di terapia intensiva che possono essere utilizzati Covid o non Covid, poi li abbiamo classificati, sono una tranquillità non per un giorno o 2, ma molto di più. Perché male che vada, ma proprio male, bisognerebbe che non dimettiamo nessuno e ne avremmo per 3-4 giorni. Ma noi il numero di pazienti che ogni giorno entra è uguale a quello che è più o meno. Quindi bisognerebbe anche cercare di capirlo questo a chi parla tanto. 50 posti letto, e ieri erano 50. I posti letto liberi, occupabili, per chi ha bisogno, col personale lì presente, attivi. Allora, per favore, proviamo a capirlo. Sì, però non è che, perdonatemi colleghi, non è che insistiamo perché ci divertiamo, ma c'è un dibattito che viene alimentato anche sì, ho capito, evidentemente lato governativo e anche tecnico. Però perché... giustamente tu mi insegni, prima di tutto bisogna spiegare ai cittadini che queste non sono scelte della politica. Hanno fatto dei decreti stabilendo i parametri per le terapie intensive. Sono state seguite dai nostri tecnici, che non mi sembrano dei pirla o degli scappati di casa, sono dei professionisti che voi tutti riconoscete la validità. Detto questo, io vi faccio una domanda, ma la lasciamo sospesa in aria. Ma a voi sembra possibile che il problema delle terapie intensive sia un problema del Veneto, che è riconosciuto come una delle migliori sanità? Guarda caso dal coniglio, viene fuori il coniglio dal cappello e terapie intensive si inventai. È Veneto. Se siamo presi talmente male che siamo peggio della Calabria, peggio della Campania, peggio della Sicilia, peggio della Puglia, peggio dell'Umbria, peggio della Lombardia, peggio del Piemonte. Niente, noi non abbiamo fantasia sulle terapie intensive. Avete notizia di qualche paziente che non si è preso in carico in Veneto? No. Non so. Andiamo avanti. Va. Io non vi rispondo più a questa domanda, ve l'ho già detto. Perché mi trovo anche strano giornalisticamente 1 mese e mezzo della stessa domanda, bastaria anche. No? Salmao. Presidente, allora, ciao. Ciao. No, buongiorno, anzi. Buongiorno. La mia fonte ministeriale è pubblica, è quella appunto il ministro D'Incà, che ha fatto un'intervista al nostro giornale, e lui, come dire, sulla questione zone gialle, rosse e quant'altro, aveva proposto appunto che fosse la Regione Veneto, nel caso in cui il tasso di contagio fosse ancora elevato, però mi pare che i dati stiano dimostrando il contrario, a chiedere il prolungamento di questi 4 giorni di zona rossa che sono stati decisi dal governo. Io glielo chiedo, mi pare che lei la escluda, glielo chiedo perché se questa fosse un'ipotesi reale, comporterebbe, mi pare, il rinvio del ritorno a scuola, che per il 7 gennaio invece è previsto, ma se c'è la zona rossa prolungata mi pare che implichi un ulteriore slittamento dei termini. Ecco, questa è la prima domanda. Poi ne volevo chiedere qualcosa sul capitolo ristori e sulla finanziaria, una domanda più di carattere politico. Se vuoi fare così allora facciamo così, appunto. Sì, allora, durante una conferenza stampa ieri i sottosegretari del PD hanno dimostrato, numeri alla mano, che dal loro punto di vista il governo è stato più che presente per quanto riguarda i ristori per le categorie economiche in Veneto. Insomma, al di là delle cifre, compresa la cassa integrazione, siamo sull'ordine di una decina di miliardi. Ecco, lei invece mi pare che esprima una profonda insoddisfazione. Da quali elementi lei arriva a ritenere che appunto che le categorie economiche in Veneto non abbiano ricevuto un adeguato ristoro in rapporto alle perdite reali subite durante questo lungo periodo di 10 mesi di restrizioni economiche a vario titolo, insomma? No, guarda, intanto io sono sempre stato persona corretta e durante il Covid non ho mai fatto polemiche, neanche sui ristori, quindi non è vero che io ho espresso insoddisfazione, ho semplicemente detto che firmando un'ordinanza non hai la copertura, e l'abbiamo visto con le ordinanze che sono state firmate.
Detto questo, la domanda io la girerei alla comunità veneta, mi sembra che siano tutti felici in giro, contenti, pieni d'eskei, con il fatturato perso ristorato alla tedesca. Basta, appunto. Cosa volete che vi dica? Hanno fatta loro la conferenza stampa, non l'ho mica fatta io. Cioè, vorrei ricordare che io non ho mai fatto conferenze stampa per parlare di ste robe. Altre domande, Presidente? No, Parisi ancora... no, sulla scuola... Scusami Albino, guarda, allora, ma veramente per il bene che vogliamo al Ministro D'Incà. Io dico questo, io capisco, per lui si occupa dei rapporti col Parlamento, non c'entra un cazzo con le siringhe o tutte queste robe qua. E dico, capisco che un ministro che non c'entra niente col mondo della sanità porti il suo contributo. Dall'altro penso anche una roba, che le restrizioni, come vi ho detto prima, siano un fatto tecnico e scientifico. Cioè sono delle valutazioni da fare che non competono a me, cioè la prevenzione ci dirà, dopo l'analisi che farà il dottor Flor, se ci saranno misure. Il vero tema è un altro. Il vero tema è che la scuola è disgiunta da questo ragionamento del colore di area, perché non è detto che perché tu sei in giallo puoi aprire la scuola, apri comunque la scuola, o sei in arancione togli che so, la terza media e lasci le altre in presenza. Staremo a vedere, perché la scuola è un elemento di grande variabilità nell'infezione, ma non perché i poveri ragazzi siano degli untori, perché comunque sono degli assembramenti in ambienti confinati per ore. Pensate un'aula, le aule sono metà di questa stanza, ci sono 20 persone sedute. Ben venga che il governo si sia deciso, e qui mi dovete riconoscere che io sono stato da stimolo propositivo, di partire con il 50%, perché 75 è già un'altra roba. Poi capite che se è 75 vuol dire che già riconosci un problema, se no diresti 100%. Guardate, noi tifiamo perché la scuola sia in presenza al 100%, ma bisogna essere anche obiettivi. Sono mesi cruciali che sono quelli, diciamo, di gennaio, febbraio delle vaccinazioni, e valuteremo. Guarda, io al dottor Flor ho già detto che faccia un'analisi, ne abbiamo parlato con l'assessore, con la prevenzione, per capire quale sarà la misura migliore per l'apertura delle scuole. Oggi non ve lo so dire. Se mi è concesso una domanda più politica, e mi pare Prego. che il Presidente Conte stia mangiando il panettone fino a Capodanno. L'Epifania potrebbe trovare, non dico il carbone, ma qualcos'altro. Lei che scenari vede sulla base della sua esperienza? Cioè, pensa che questa sia, come dire, tutta tattica politica, una lite all'interno della maggioranza, guarda. oppure, come sostiene il centrodestra, è bene chiudere e passare ad una fase nuova a livello di Guarda, governo nazionale? Io vi dico la verità, cioè di queste cose non seguo e non me ne occupo, perché siamo talmente presi dal Covid. Posso dirvi la mia idea, che un paese che in questo momento vive questa tragedia, questo incubo, ha bisogno di stabilità e di un governo forte, cioè forte del consenso, forte della condivisione. A me sembra, ma ve lo dico per esperienza personale, che se tu hai una maggioranza che è come... cioè, il governo è un viaggio intercontinentale, tu puoi avere qualche turbolenza in volo, ma non puoi avere in continuazione che le turbolenze aumentano sempre di più e finisce che l'aereo cade, non arriva alla destinazione. Quindi ho l'impressione che ce ne siano troppe turbolenze, e a quel punto, avete capito, non sei neanche più lucido nell'azione di governo. L'abbiamo visti molti tentennamenti nelle ultime fasi. Non so, io ho l'impressione che qualcosa accadrà, perché non c'è, la vedo molto tirata. Dopo è tutto direttamente proporzionale all'incollamento della poltrona. Ma guarda, no, guarda, io spero che nessuno con queste metafore si faccia male. Penso che se questo governo non ha più la fiducia in Parlamento, si debba andare a votare, punto. Che diventa anche sanificatorio in un momento in cui si parla tanto di sanità. Vi è sufficiente?
Altre Cristina? domande, Cristina? Sì, mi scusi Presidente, tornando sul tema della scuola, poco fa il Premier Conte durante la conferenza stampa spiegava che il ritorno delle superiori era al 50%, magari l'ha detto in modo sbagliato, però ha dato questa percentuale che è diversa da quella che conoscevo io e magari sbaglio io. Ma la seconda cosa È che stato un diceva, decreto di speranza, se non ricordo male. 50, 50, ha introdotto il quindi 50. cioè, quindi si è abbassata e quindi tutto il piano che è stato fatto regionale era sul 75%, Sì, lo ma state va rifacendo. reiterato, nel senso che quello non è un problema perché si va in riduzione, per cui, ma il vero tema è capire quale situazione epidemiologica ci sarà da Ecco. qui al 7. Considerate Conte non diceva, irrilevante, 20 parleremo- giorni di restrizioni, saranno anche un grande banco di prova, cioè, perché non è mai stata fatta una tirata così. Quindi io vi faccio solo notare che ci sono regioni che hanno fatto restrizioni e sono in crescita. Noi confondiamo da un punto di vista proprio pubblico la restrizione con il lockdown. C'è la zona, non c'entra niente. Vi ricordate che io feci un'ordinanza che prevedeva il passeggio da casa non oltre i 200 metri? Cioè adesso siamo a dire che possiamo andare dappertutto. Cioè, la zona rossa si va dal parrucchiere, vi ricordo. Quindi, scusi, ritornando, lei è pronto a un provvedimento eventualmente ancora più restrittivo per le scuole superiori in Veneto? No, nel senso che c'è l'apertura al 50%, se sono le condizioni, volentieri riapriamo. Se non ci sono le condizioni e la prevenzione mi dice aspettiamo un attimo, si aspetta un attimo. Stiamo sempre parlando di scuole superiori. Lo diciamo alle famiglie che magari possono percepire che elementari, cioè solo le scuole superiori. Ti dirò che abbiamo ragazzi che ci scrivono che vogliono tornare in scuola, ma ce ne abbiamo anche tanti che ci scrivono che vogliono continuare con la didattica a distanza, perché poi c'è, diciamo, la percezione è ambivalente rispetto a questi temi. Io posso approfittare, poi vi lascio all'assessore Bottacci. C'era Parisi un attimo, poi... Ah, scusami. No, ma stavo per dargli la parola. Ah, scusatemi, Anche Nalda, scusatemi. No, stava parlando ancora. No, Presidente. Parisi Vanzan, dai, Sì, dai. ok. Poi dopo Sì, facciamo... Presidente, visto che oggi avete fornito i dati sui sintomatici e a domicilio, è possibile, chiedo per le volte a venire, avere anche i dati sui guariti dalle terapie intensive? Guariti I guariti cioè chi è uscito... I dimessi? Sì, dimessi. Sì, dimessi dalle terapie intensive. Sì, ma considera che... Sì, dimessi, certo, Sì, c'è un carico e scarico brutto da dire, ma poi non sappiamo ovviamente chi ha perso la vita, i deceduti li sappiamo, e gli altri sono dimessi magari rispetto ad altri reparti o vanno a casa direttamente, insomma. Immagino che prima passino per un altro reparto, dopo tutti passano in un reparto di area non critica, quindi andranno in pneumologia o ad altre parti. Sì, l'aveva già specificato Sì. nel Guardate, corso delle scorse settimane. io spero però ci riconosciate un merito, che siamo l'unica regione che tutti i giorni dà i dati e viene qui in conferenza stampa senza paracadute, voi fate tutte le domande che volete. Guardate che in giro non è così, chiedetelo ai vostri colleghi. Quindi se volete questo dato vedremo di ricostruirvelo. Grazie. Prego. Vanzan. Presidente, una domanda a metà tra il personale e il politico. Domani è il Prego. primo dell'anno. La prima domanda è come lo festeggerà e se lo festeggerà. E invece la seconda domanda è cosa si aspetta dall'anno nuovo, se ha un desiderio da esprimere. E poi l'ultima domanda, tu sei l'ultima a intervenire? E ne approfitto anche per dire quello che volevo dire alla fine, quindi grazie. Perdonami se metto assieme la risposta a due considerazioni. Ma la personale è che sarò come al solito a casa. Saremo in due, per cui non ho tradizioni di feste, di robe, per cui oggettivamente per me non cambia nulla. Una volta ero abituato, il primo dell'anno andavo a cavallo, è morto anche il cavallo, per cui mi è successo tutte quest'anno. Quindi così sarà, purtroppo, ecco, ne approfitto per dire, sarà per noi, dopo il Natale più triste della nostra vita, diciamo, di coloro che non hanno vissuto la guerra, ovviamente, il massimo rispetto per chi è ancora qui in vita che ha visto la guerra, sarà anche il peggio Capodanno. Sarà triste perché non, almeno per me, ma anche per voi che avete vissuto assieme a noi
io non ho motivo di festeggiare sapendo che abbiamo delle persone che lottano tra la vita e la morte, lottano per restare in vita. Non penso che noi come comunità dobbiamo riconoscere che abbiamo delle persone che lavorano a Capodanno, sono i nostri uomini e donne della sanità. Io voglio fare gli auguri di buon anno, siccome domani spieghiamo ai cittadini, le redazioni sono chiuse, quindi non ci vedremo, ne approfitto oggi, a tutti i veneti, però vorrei iniziare da chi non ha la salute, non solo da Covid, in generale, perché il più grande valore è la salute, quindi veramente auguro di cuore salute, di tornare in perfetta forma fisica. E poi un augurio veramente col cuore in mano a tutti i nostri operatori della sanità, uomini e donne, gli eroi li chiamiamo, gli angeli. Ecco, ricordiamoci magari quando brinderemo da soli o con qualche amico, non so, in base a quello che si può fare, e se vi ricordo che sono tutta una serie di restrizioni, ricordiamo loro che sono lì a lavorare, e quindi un augurio a loro. Poi un augurio a tutti, perché questo anno, prima mi è scappato il discorso, ho visto che c'è già un'agenzia, cioè fa più notizia una parolaccia e mi scuso, ma io avevo un professore all'università che diceva quando ci vuole, ci vuole, e quest'anno deve finire. Spero che il 2021, anche grazie al vaccino, ci possa restituire le nostre vite. Cioè, guardate che il mondo si è fermato, Cioè, il mondo si è fermato. Cioè, non è una roba che se ce l'avessero descritta 12 mesi fa, avremmo detto, ma che spacciatore hai? Cioè, hai bisogno di cure psichiatriche. Sigmund Freud diceva che l'uomo è l'essere animale che più si adatta ai cambiamenti. Pensate quanto ci siamo adattati al cambiamento. Se di punto in bianco ci avessero catapultato in una situazione del genere, però noi ci siamo adeguati a un cambiamento. Pensate, è normale portare una mascherina. Cioè, nel senso che rientra la normalità. Quindi veramente un augurio di buon anno a tutti. E poi le faccio ai giornalisti, ringraziandoli per anche la sopportazione a volte, ma in particolar modo per come avete seguito questa partita. Lo dico ai cittadini, a ringraziare Dio di avere una squadra di stampa, di carta stampata, radio, televisioni, che vi ha informato giorno dopo giorno, perché se non avete una notizia leggete un giornale, se non avete una notizia guardatevi un telegiornale, ascoltate un giornale radio. E penso che abbiamo dimostrato di essere squadra. E poi ringrazio tutti quelli che mi vogliono male, nel senso che non capisco. No, guarda, io posso dirvi una cosa, qualcuno mi chiede di chi protesta, guardate, io mi difenderò fino alla morte affinché chi deve protestare lo possa fare. No, guardate, chi protesta ha diritto a protestare, ha diritto a manifestare, ma ci mancherebbe. Anche se lo fa perché è parte politica avversa, come è accaduto a me, perché riconosciamolo fino in fondo. Però è pur vero che ci sono delle cose discutibili, non lo si fa sotto casa. O peggio ancora, non lo si fa puntando solo alla violenza verbale. Auguro buon anno a tutti comunque, veramente di cuore, non in maniera provocatoria. Penso che la forza del Veneto è essere comunità e lo abbiamo dimostrato in tutti i momenti di difficoltà. Guardate, sentire un imprenditore che ti chiama, penso a Paolo Fassa, e veder donare 150.000 euro per il cibo per i poveri, che io ho girato ad ora Enrico Paiarin della Caritas, dà una dimostrazione di quanto comunità siamo. Quindi grazie veramente a tutti e grazie a tutti coloro che hanno donato, sono quasi 38-40 milioni di euro di donazioni, adesso non lo ricordo. Pubblicheremo perché sembra che siamo scappati col sacco Whiskey, è una roba allucinante. Pubblicheremo la lista della spesa, sono stati investiti nella sanità, nel comprare attrezzature, nell'aiutare nel sociale. Quindi veramente buon 2021,
sperando che il prossimo anno lo si possa ricordare come un grande anno il 2021. Del resto, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno. È piovuto tanto, ma veramente tanto, però arriverà il sole prima o poi. Grazie e buon anno ragazzi. Vi lascio la sola Bottacinga, robe più importanti delle mie da dire. L'anno nuovo, se ha un desiderio da esprimere. E poi l'ultima domanda, tu sei l'ultima a intervenire? E ne approfitto anche per dire quello che volevo dire alla fine, quindi grazie. Perdonami se metto assieme la risposta a due considerazioni. Ma la personale è che sarò come al solito a casa. Saremo in due, per cui non ho tradizioni di feste, di robe, per cui oggettivamente per me non cambia nulla. Una volta ero abituato, il primo dell'anno andavo a cavallo, è morto anche il cavallo, per cui me le successe tutte quest'anno. Quindi così sarà, purtroppo, ecco, ne approfitto per dire, sarà per noi, dopo il Natale più triste della nostra vita, diciamo, di coloro che non hanno vissuto la guerra, ovviamente, il massimo rispetto per chi è ancora qui in vita che ha visto la guerra, sarà anche il peggio Capodanno. Sarà triste perché non, almeno per me, ma anche per voi che avete vissuto assieme a noi, io non ho motivo di festeggiare sapendo che abbiamo delle persone che lottano tra la vita e la morte, lottano per restare in vita. Non penso che noi come comunità dobbiamo riconoscere che abbiamo delle persone che lavorano a Capodanno, sono i nostri uomini e donne della sanità. Io voglio fare gli auguri di buon anno, siccome domani spieghiamolo ai cittadini, le redazioni sono chiuse, quindi non ci vedremo, ne approfitto oggi, a tutti i veneti, però vorrei iniziare da chi non ha la salute, non solo da Covid, in generale, perché il più grande valore è la salute, quindi veramente auguro di cuore salute, di tornare in perfetta forma fisica. E poi un augurio veramente col cuore in mano a tutti i nostri operatori della sanità, uomini e donne, gli eroi li chiamiamo, gli angeli. Ecco, ricordiamoci magari quando brinderemo da soli o con qualche amico, non so, in base a quello che si può fare, e se vi ricordo che sono tutta una serie di restrizioni, ricordiamo loro che sono lì a lavorare, e quindi un augurio a loro. Poi un augurio a tutti, perché questo anno, prima mi è scappato il discorso, ho visto che c'è già un'agenzia, cioè, fa più notizia una parolaccia e mi scuso, ma io avevo un professore all'università che diceva quando ci vuole, e quest'anno deve finire. Spero che il 2021, anche grazie al vaccino, ci possa restituire le nostre vite. Guardate che il mondo si è fermato, cioè il mondo si è fermato. Cioè non è una roba che se ce l'avessero descritta 12 mesi fa, avremmo detto ma che spacciatore hai? Cioè, hai bisogno di cure psichiatriche. Sigmund Freud diceva che l'uomo è l'essere animale che più si adatta ai cambiamenti. Pensate quanto ci siamo adattati al cambiamento. Se di punto in bianco ci avessero catapultato in una situazione del genere, però noi ci siamo adeguati a un cambiamento. Pensate, è normale portare una mascherina. Cioè, nel senso che rientra la normalità. Quindi veramente un augurio di buon anno a tutti. E poi lo faccio ai giornalisti, ringraziandoli per anche la sopportazione a volte, ma in particolar modo per come avete seguito questa partita. Lo dico ai cittadini, a ringraziare Dio di avere una squadra di stampa, di carta stampata, radio, televisioni, che vi ha informato giorno dopo giorno, perché se non avete una notizia leggete un giornale, se non avete una notizia guardatevi un telegiornale, ascoltate un giornale radio. E penso che abbiamo dimostrato di essere squadra. E poi ringrazio tutti quelli che mi vogliono male, nel senso che non capisco. No, guarda, io posso dirvi una cosa, qualcuno mi chiede di chi protesta, guardate, io mi difenderò fino alla morte affinché chi deve protestare lo possa fare. No, guardate,
chi protesta ha diritto a protestare, ha diritto a manifestare, ma ci mancherebbe. Anche se lo fa perché è parte politica avversa, come è accaduto a me, perché riconosciamolo fino in fondo. Però è pur vero che ci sono delle cose discutibili, non lo si fa sotto casa. O peggio ancora, non lo si fa puntando solo alla violenza verbale. Auguro buon anno a tutti comunque, veramente di cuore, non in maniera provocatoria. Penso che la forza del Veneto è essere comunità e lo abbiamo dimostrato in tutti i momenti di difficoltà. Guardate, sentire un imprenditore che ti chiama, penso a Paolo Fassa, e veder donare 150.000 euro per il cibo per i poveri, che io ho girato ad ora Enrico Paiarin della Caritas, dà una dimostrazione di quanto comunità siamo. Quindi grazie veramente a tutti e grazie a tutti coloro che hanno donato, sono quasi 38-40 milioni di euro di donazioni, adesso non lo ricordo. Pubblicheremo perché sembra che siamo scappati col sacco di sketch, una roba allucinante. Pubblicheremo la lista della spesa, sono stati investiti nella sanità, nel comprare attrezzature, nell'aiutare nel sociale. Quindi veramente buon 2021, sperando che il prossimo anno lo si possa ricordare come un grande anno 2021. Del resto, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno. È piovuto tanto, ma veramente tanto, però arriverà il sole prima o poi. Grazie e buon anno ragazzi. Vi lascio la Sole Bottacin, robe più importanti delle mie da dire. Prego, auguri. Assessore. Ecco Assessore, qual è il punto della situazione? Buongiorno. Ma intanto mi unisco al Presidente per quanto riguarda i ringraziamenti e gli auguri. Per quanto riguarda il punto della situazione, intanto partiamo dalla Croazia e questa mattina sono state registrate altre 3 scosse, sempre nella stessa zona, piuttosto importanti, una alle 6:15, una alle 6:26, entrambe di 5 gradi a scala Richter, e una alle 9:21 del 4° grado scala Richter. La situazione in Croazia sapete che è molto complessa, sono registrati sicuramente vittime e decine di feriti anche molti gravi. Il bilancio è ovviamente provvisorio, quindi non dico numeri, ma li vedete che cambiano nel corso delle ore. Ovviamente la ricerca delle persone è ancora in corso. Per quanto riguarda il Veneto, noi ieri mattina ci siamo messi a disposizione immediatamente del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per supporto alla Croazia. Nel pomeriggio il Dipartimento ci ha comunicato che a seguito di interlocuzioni con il Presidente del Consiglio e con l'ambasciata croata non sarebbe stato necessario attivare una missione internazionale di supporto, e ieri sera verso le 9 il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli ha chiesto la disponibilità di alcune tende per i cittadini sfollati della Croazia. Quindi questa notte abbiamo approntato 48 tende che sono state caricate in 6 container, 2 autotreni e un autocarro. Si sono della Protezione Civile del Veneto, in modo particolare l'Associazione Nazionale Alpini e il nucleo provinciale di Padova, i volontari della Protezione Civile, si sono diretti in Friuli, dove è stato fatto il trasbordo di questi container con le tende su mezzi dell'esercito italiano, che poi hanno proseguito per la Croazia, e le tende sono già state consegnate questa mattina alla Croazia. Quindi questa è la situazione attuale. Ci hanno chiesto solo la consegna di queste tende e non per il momento, né da parte dei Vigili del Fuoco né da parte della Protezione Civile, è richiesta una missione internazionale in questo momento. Ovviamente la situazione è in evoluzione continua. Io già ieri ho fatto un comunicato e ho evidenziato, a scanso di equivoci, e poiché noi abbiamo una rete di monitoraggio
in continuo della radioattività, perché ARPAV ha il monitoraggio tutti i giorni, 365 giorni all'anno, della radioattività presente in Veneto, e mi sono sentito anche col collega del Friuli Venezia Giulia ieri pomeriggio, che si era sentito con le autorità slovene. Sapete che c'è una centrale nucleare che è andata in autoprotezione secondo la procedura prevista, quindi ha sospeso l'attività. Non risulta, loro ci hanno comunicato che non c'era nessun tipo di problema, e infatti il riscontro è che né ieri né oggi i nostri strumenti rilevano presenza di radioattività nell'aria. Quindi anche questo era una verifica che ritenevamo assolutamente importante. Ovviamente noi siamo a disposizione per garantire supporto alla Croazia. Veniamo alle scosse invece che si sono state registrate ieri pomeriggio nel Veronese, 3 scosse in sequenza, l'ultima delle quali la più forte, anche se questa mattina l'INGV ha ritarato l'intensità un po' a ribasso dell'ultima, che ieri risultava essere di 4.4 della scala Richter. Qualcuno ha intervistato anche il presidente dell'INGV, il professor Doglioni, che ha detto esattamente quello che ho detto io ieri mattina, e cioè che 2 gradi di scala Richter vuol dire 1000 volte l'intensità di energia in più. Quindi il 4.4 rispetto a 6.3, 6.4 registrata in Croazia rappresentano una differenza di 1000 volte come intensità di energia sprigionata. L'evento sismico è stato ovviamente percepito, soprattutto l'ultimo, tant'è che è assimilabile a un 5° grado della scala Mercalli, che viene definito piuttosto forte, che vuol dire che se uno sta dormendo si sveglia, che ci sono gli oggetti che si spostano, i piccoli oggetti che si spostano, ci sono le antine dei mobili che sbattono, insomma una scossa che si sente. E aggiungo che prima, che poi dopo magari forse era una domanda che avete previsto, la pericolosità sismica che individua in Italia tutta una serie di zone, indica come l'indice di rischio una grandezza che è direttamente proporzionale alla combinazione di 2 elementi: l'intensità della scossa che può accadere e la probabilità che questa scossa accada. Quindi posso avere una pericolosità sismica relativamente modesta se uno di questi 2 valori è basso. Quindi il fatto che accada una scossa forte, se però accade con bassa probabilità, quindi ogni tantissimi anni, porta questa zona a essere pericolosità sismica media, medio-bassa. Lo dico perché qualcuno magari ieri mi ha chiesto, mi ha detto: ma nel Veronese c'era già stata una scossa esattamente il 3 gennaio 1117 di magnitudo stimata, perché ovviamente a quell'epoca è difficile poi essere precisi, 6.5 scala Richter, e come mai in quella zona non c'è una pericolosità sismica elevata? E in virtù del fatto probabilmente che accade molto raramente. Dal 1985 ad oggi in quella zona si sono verificati 3 terremoti di magnitudo superiore a 3.0 scala Richter e 40 di magnitudo superiore a 2.0. Ovviamente sono terremoti che si sentono, si percepiscono molto, ma molto meno. Mi pare più o meno di aver sottolineato tutti gli aspetti. Io mi sono sentito ieri con il professor Nicola Casagli, che è il presidente dell'OGS, che è l'istituto che ha una convenzione con noi, cioè noi abbiamo una convenzione con loro per il monitoraggio sismico. Hanno una rete sismica molto molto capillare in tutto il nord-est in modo particolare, e anche il professor Casagli, come ho visto il professor Doglioni, non collegano direttamente i 2 eventi secondo uno schema di faglia sovrapponibile. Sono 2 cose separate, ma nessuno dei 2 esclude il fatto che
uno possa essere stato in qualche modo una forma di innesco per l'altra. In modo particolare il professor Doglioni dice: un terremoto si innesca quando un movimento di crosta terrestre di due zone differenti che si spostano, accumula una tensione di energia rilevante, superato un certo valore la roccia si rompe, la crosta terrestre si rompe e sprigiona energia. Se c'era uno stato di tensione rilevante nella zona del Veronese già prima, potrebbe essere condizionale, potrebbe essere che le scosse che ci sono state in Croazia sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, innescando in un'altra faglia le scosse che si sono registrate nel Veronese. Ovviamente l'attenzione va tenuta sempre alta. Il nord-est è una zona particolarmente vulnerabile, lo sappiamo, e quindi io approfitto di questi giorni perché tante volte i sindaci mi invitano a presentare il piano di protezione civile del loro comune e non viene mai nessuno. Ci troviamo io, il sindaco, la moglie del sindaco precettata, il capo della protezione civile e basta. E invece lì vengono fornite tutta una serie di informazioni importanti e che ogni cittadino dovrebbe conoscere, che sono appunto contenute nel piano di protezione civile comunale, ma anche piccoli accorgimenti che possono essere utili, pubblicati anche sulla mia pagina Facebook, che possono essere utili in caso di eventi emergenziali, in modo specifico in caso di terremoto. Ricordo però che in un piccolo comune del Trevigiano, il 26 agosto 2016 ci siamo trovati che non ci si stava nella sala, erano 350 persone, era il 26 agosto 2016, cioè 2 giorni dopo la scossa del terremoto del centro Italia. Purtroppo abbiamo la memoria corta, ci dimentichiamo e allora approfitto di questo momento in cui il ferro è caldo per insistere su questo fronte. Dobbiamo sempre tenere presente questi aspetti. Lo dico anche semplicemente nel momento in cui si acquista una casa. Io credo che se chiediamo a 100 persone se ha fatto una valutazione sismica della casa che ha acquistato, penso che la stragrande maggioranza dica di no. Magari ci si preoccupa dell'efficienza energetica o di questi aspetti, ma non dell'aspetto sismico. Chiudo con un ultimo punto che non riguarda questo, ma che riguarda lo stato di emergenza degli eventi meteo che hanno colpito il Veneto a inizio dicembre. Mi sono sentito, fra le varie questioni relative al sisma, anche su questo fronte con Angelo Borrelli nella giornata di ieri. L'istruttoria è stata inviata dal Dipartimento. Sapete che noi abbiamo presentato una relazione da 323 milioni di euro. È stata presentata un'istruttoria completa dal Dipartimento della Protezione Civile alla Presidenza del Consiglio. Oggi dovrebbe esserci Consiglio dei Ministri. Ci aspettiamo che ci sia la dichiarazione dello stato di emergenza anche per il Veneto, come è accaduto per altre regioni, e ci aspettiamo che poi conseguano anche i soldi. Lo dico perché non è scontato, e quello che è accaduto con Vaia, dove nello stato di emergenza hanno messo una prima posta in gioco di 50 milioni, di cui 15 per il Veneto, è stato un passaggio importante, ma è stato più importante ancora il fatto che subito dopo il governo ha messo 2 miliardi e 7 per quella emergenza, di cui 1 destinato al Veneto. E quindi mi aspetto dal governo che ci sia, a fronte di 300 milioni, oltre 300 milioni di danni, che ci sia anche una posta in gioco, non magari nel provvedimento della dichiarazione di stato di emergenza, dove viene messa un'anticipazione, ma che consegua immediatamente dopo una vera posta in gioco, come è accaduto con il governo Conte 1, con Vaia, in tempi rapidissimi. Vi ricordate? C'era 2 miliardi e 6, 2 miliardi e 7 per l'emergenza Vaia, suddiviso fra le varie regioni. C'erano, mi pare, 9 regioni più 2 province autonome. Al Veneto spettava quasi 800 milioni, più poi ci fu un emendamento specifico firmato Garavaglia Bitonci con 255 milioni. Quindi insomma noi ci aspettiamo delle cifre importanti da parte del governo anche a fronte di questi eventi che hanno colpito il Veneto quest'anno. Se ci sono domande. Eccoci qua. Domande, ragazzi? Tutto ok? Ne avevo girato stamattina
il microfono Albino. Aveva avuto tempo di leggerlo, era un messaggio che mi è arrivato dal volontario della protezione civile che faceva riferimento ad un invito a raccogliere, come sempre, materiale da inviare poi alle zone terremotate. Voleva avere una conferma sul fatto che fosse una richiesta ufficiale, quindi No. contemplata. Ecco, che No, non io sia quello che qualcosa- devo dire l'ho detto, non è stata richiesta un'attivazione del volontariato né su questo fronte né su altri fronti, se non per l'approntamento e la consegna in territorio friulano di 48 tende, cosa che è accaduta questa notte e che poi dopo sono state consegnate all'esercito che le ha portate già a destinazione. Quindi questa operazione Solidarity Action coperte Non ne sono a conoscenza. e che vabbè, è una fake da cui stare alla larga. Grazie. No, può essere che sia un'iniziativa locale, io non No, è che questo metto... si tratta... No, volevo capire. No, guardate, quando accadono queste cose partono iniziative anche pregevoli fatte da associazioni soggetti, ho locali, capito. eccetera. Vorrei sottolineare che non è una cosa attivata né dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile né dalla Regione Veneto. Poi Perfetto. ogni iniziativa è pregevole, per carità, però noi non ne siamo a conoscenza e noi ci muoviamo sempre in collegamento e secondo quelle che sono le disposizioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in modo da avere un'azione coordinata e di conseguenza efficace, soprattutto in momenti emergenziali è fondamentale essere efficaci. Ma volevo, va bene, perfetto. Bene, grazie. Allora anche l'assessore no. Lanzarin, c'erano No. domande? No. Novità rispetto a ieri su tamponi? La circolare Farmacie, dici? fine. Per ora? Zero. Vi informeremo. Auguri a tutti colleghi.